Agrigento, all'ospedale San Giovanni di Dio, l'Open Day di riabilitazione organizzato dal Dipartimento di Riabilitazione e Cure Intermedie dell'azienda sanitaria provinciale. Gloria Scafè. All'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento è stata dedicata una giornata alla odontoiatria speciale riabilitativa nel paziente fragile diversamente abile. A coordinare i lavori è stato il dottor Alfredo Zambuto, direttore del Dipartimento di Riabilitazione e Cure Intermedie. Lo stesso Zambuto ha reso noto che nel mese di gennaio verrà attivato l'ambulatorio di odontoiatria speciale riabilitativa per i soggetti fragili e per i disabili. Quando parliamo di soggetti fragili intendiamo rivolgerci ai soggetti con patologie psichiatriche, ai soggetti autistici, agli anziani con problematiche di complessità, quindi con malattie difficili da gestire nelle strutture ambulatoriali e diciamo che hanno un'esigenza di una cura particolare e di un'assistenza particolare per cercare di risolvere i loro problemi di odontostomatologici ma anche di malattie del cavo orale. Questo servizio è unico in ambito dell'azienda sanitaria, nasce come struttura di riferimento per tutta la provincia. I casi che hanno necessità di intervento chirurgico saranno affrontati presso la struttura ospedaliera di Ribera, che ha la disponibilità di sale operatorie dedicate. In questo ultimo aspetto sarà anche supportato da un team di odontoiatri dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania che come team esperto affiancherà la nostra struttura e nello stesso tempo farà gli interventi più complessi. Ecco, quali sono le diagnosi più frequenti? Ma chiaramente noi dobbiamo pensare alla persona disabile che come tutte le persone normali può avere le carie dentarie, può avere una gengivite, una parodontopatia, può avere anche una neoplasia del cavo orale. Purtroppo spesso queste persone non hanno la capacità e la possibilità di potersi, diciamo, di poter evidenziare le loro problematiche, ma manifestano insofferenza, aggressività che va interpretata e questo diciamo è un impegno che tutti noi medici, soprattutto coloro i quali i dentisti che sono orientati al trattamento di queste persone devono affrontare con un approccio metodologico diverso. Il ruolo delle famiglie è essenziale, dichiara Zambuto. Stiamo cercando di raccogliere il grido di dolore delle famiglie per dare una risposta a questo tipo di problema in maniera efficiente ed efficace. Un problema particolare, una ernia, eccetera, intervengono